Il legame con Picasso è un legame umano, nel senso che siamo tutti e due degli esseri umani. L'opera si intitola, come da alcuni anni si intitolano le mie opere, i miei tentativi di opera, ecco, tempo in processo, rapporti, misure, connessioni. Per tempo si intende la dimensione, non la dimensione temporale, quanto lo stato in cui si vive la temporalità contemporanea. A mio parere, a mio modesto parere, la temporalità ha assorbito e conclude la spazialità del tempo. Noi attraversiamo il tempo, cerchiamo di attraversare, di analizzare l'attraversamento del tempo. Questo cosa significa? Significa che l'opera, l'immagine, la rappresentazione tenta di dare un senso allo stesso senso dell'esistenza attuale.